Ci troviamo nel comune di Ussaramanna, in provincia Sud Sardegna, e stiamo per visitare in questa nuova puntata un nuraghe quadrilobato formato da torri circolari. Di che nuraghe si tratta? Si tratta del nuraghe San Pietro, che è proprio qui alle porte della cittadina di Ussaramanna. Lo andiamo a visitare e prima però ci raccomandiamo di iscrivervi ai nostri canali social Facebook, Instagram e TikTok. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube e cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle nostre future pubblicazioni. Perfetto, direi che è ora di andare. Andiamo. Ah no, andiamo dopo la sigla! Kisile asura menebe subro suno kisile sulla pio se brazes e carbone. Siamo giunti all'ingresso del nuraghe. Vi ricordiamo che si tratta di un nuraghe quadrilobato, quindi abbiamo questa camera centrale svettata che raggiunge appunto un'altezza di circa 10 metri, il diametro è di circa 13 metri, è stato costruito con grossi conci di arenaria e proviamo ad entrare. Accediamo, qui vediamo subito un ingresso forse a una delle prime torri. Qui sulla nostra destra vediamo un'apertura. Ecco, qui vediamo i resti di un ingresso che avveniva da laggiù, poi tramite questi scalini si saliva su una parte che attualmente è crollata per poter arrivare sulla sommità dove oggi appunto si può notare questa croce appunto di San Pietro. Bene, dopo aver visitato la parte interna del nuraghe, ora facciamo un giro circumnavigandolo.
Ci raccomandiamo di venire a visitare questo meraviglioso nuraghe che si trova proprio alle porte della cittadina di Ussaramanna, è anche, diciamo, facile da raggiungere e anche come ingresso, insomma, è alla portata di tutti. Si conclude questa puntata a Nuraghe San Pietro di Ussaramanna, in provincia Sud Sardegna. Vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri canali social Facebook, YouTube, Instagram e TikTok e mi raccomando venite a visitare questo nuraghe. Perfetto, diciamo che è tutto e alla prossima avventura. Ciao! Ciao!